saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi parliamo di nutrizione, nutrizione in generale, di diete, di consigli utili, soprattutto al termine di un periodo in cui magari forse si è abusato un po' di più del cibo. Ne parliamo con la biologa nutrizionista Francesca Filippi. Buongiorno, Buongiorno. grazie per essere qua. Dico bene, in questo Buongiorno. periodo magari si è abusato un po' troppo, quindi bisogna mettersi un pochino, non dico a stecchetto, ma insomma controllare adesso, stare un po' più attenti. Intanto lei è biologa nutrizionista, spieghiamo quello che è il ruolo del biologo nutrizionista. Sì, beh, allora, innanzitutto un biologo nutrizionista ha il ruolo di fare educazione alimentare, quindi prima di diciamo, procedere con una dieta dimagrante o di mantenimento, l'importante è far capire al paziente come diciamo, bisognerebbe mangiare per mantenersi in forma. E in questo come bisognerebbe mangiare, ovviamente c'è anche la possibilità di coccolarsi, diciamo, con un pasto libero, con uno sgarro, quindi nulla è vietato, ma deve essere tutto equilibrato. Ecco, ma mi tolgo una curiosità. Per essere biologo nutrizionista, spieghiamo anche il percorso che uno deve fare per prepararsi. Anche perché una persona che ha bisogno di capire che cosa deve fare, deve anche andare dalla persona giusta. Quindi che tipo di preparazione dovete avere? Allora, innanzitutto il biologo nutrizionista è una figura professionale che ha, diciamo, sviluppato 5 anni di università, quindi di fatto i 3 anni base che possono essere in biologia o comunque lauree affini e poi i 2 anni in, possibilmente ecco, in nutrizione umana. Al termine, diciamo, di questi studi deve fare diciamo, l'esame di stato per potersi iscrivere appunto all'albo dei biologi e a quel punto diciamo anche con delle specializzazioni successive diventa appunto biologo nutrizionista. Nello specifico io avevo fatto appunto come magistrale nutrizione umana e poi appunto mi sono iscritta all'albo dei biologi e dopo vabbè ho fatto diversi corsi di formazione per specializzarmi sempre di più nell'ambito della nutrizione. È Ecco. comunque una figura professionale che può prescrivere diete a pazienti sia diciamo sani Sì. che a pazienti malati, però già diciamo diagnosticati a monte da un medico. Ecco, proprio volevo capire quello che è il vostro campo d'azione. In sostanza, quando uno si presenta da voi è meglio che abbia delle cartine in mano, no? Con le Sì, patologie, esatto, altrimenti diciamo che lei ci pensa, invia lei a fare tutti i controlli. esatto, nel senso che se a me arriva un paziente che è privo di esami del sangue o comunque di visite che ritengo utili anche proprio a una valutazione nutrizionale più, diciamo, personalizzata, ovviamente indico al paziente, consiglio al paziente ecco, di fare degli esami ematici o comunque quegli accertamenti ecco, che sono indispensabili per poter procedere con un piano alimentare. Ecco, spieghiamo questo anche perché c'è la tendenza a seguire magari, non lo so, diete particolari che sono fatte da influencer, da persone su internet che propongono e che dicono, no, promettono miracoli nel giro di poco tempo. E invece è Sì. importante, determinante per fare una corretta dieta rivolgersi al vero professionista. Esatto, nel senso che purtroppo c'è una mala informazione da questo punto di vista, però bisogna riuscire a far capire al potenziale paziente che la dieta deve essere sempre un qualcosa di personalizzato. Quindi tutto quello che noi possiamo, diciamo, leggere sui social piuttosto che in riviste, bisogna, diciamo, prenderlo con le pinze. Possono magari essere delle linee guida, diciamo, generiche che magari possono andare bene, però ovviamente siamo tutti diversi e di conseguenza anche le diete devono essere diverse e abbinate proprio alla persona che si ha davanti. Quindi
il fatto di sartorializzare, mi viene appunto da Mm. utilizzare questo termine, una dieta è sicuramente l'approccio più corretto, oltre al fatto che personalizzando una dieta si garantisce, laddove diciamo è auspicato un dimagrimento, si garantisce una perdita di sola massa grassa e con un mantenimento invece di tutto quello che è magro, quindi di tutto quello che diciamo riguarda il muscolo e la parte attiva, ossia la parte che brucia diciamo le calorie. Sì, quindi non è che uno ti mette sulla bilancia e dice ah che bravo questa settimana sei riuscito a perdere 1 chilo o 2 chili. No, non è questo l'approccio corretto, è tutto un insieme di cose, dico bene. No, esatto, anche perché diciamo che l'errore più comune è che immediatamente dopo le feste o comunque in alcuni periodi della vita Mm, il paziente, insomma la persona cerca di andare proprio a limitare in maniera drastica quelli che sono i carboidrati, mm, però non è questo, diciamo, il modo per riuscire a mm. calare di peso, anche perché poi comunque i carboidrati servono, sono necessari e pertanto il fatto di toglierli e poi rimetterli può andare diciamo a favorire quell'effetto yo-yo, cioè quel sali e scendi di peso che assolutamente è la cosa più diciamo rischiosa da fare nel tempo. Che cosa pensa delle diete proteiche, dove si mangiano solo proteine? Allora, intanto bisogna un Ah, attimo capire cosa si intende per diete proteiche, cioè mm, io non, diciamo, non conosco diete proteiche, ossia mm, l'unica dieta che si può chiamare in questa maniera è la dieta chetogenica, che mm, però non è proteica, direi che è una dieta grassa, nel senso che di per sé ha un alto contenuto di grassi, ma è normoproteica, quindi le stesse proteine che io prendo in una dieta mediterranea, le prendo anche in una dieta chetogenica. mm. Diciamo che le diete proteiche o comunque iperproteiche sono delle diete che non devono esistere, in quanto potrebbero andare proprio a fare dei malanni a quelli che sono i reni. Quindi bisogna anche su questo fare molta chiarezza e prima di intraprendere un percorso in autonomia è sempre meglio, diciamo, Certo. interpellare il professionista in nutrizione in questo caso. Ecco, ma linee guida in generale, delle raccomandazioni che possano andare bene per tutti in questo periodo? Beh, qualcosa ci sarà, no? Beh, sì, Mm, certo. Allora, come dicevo prima, sì. sicuramente non bisogna aver paura dei carboidrati, Mm, quindi i carboidrati ovviamente ci devono essere nella nostra dieta, nel nostro stile alimentare, sotto forma soprattutto di carboidrati complessi, quindi magari cercare di limitare. Soprattutto adesso che comunque reduci dalle vacanze di Natale dove qualche fetta di panettone, eh, pandoro e via dicenda è scappato, e cercare appunto di prediligere carboidrati complessi, quindi come non so, la pasta integrale, il riso integrale o magari anche spaziare in quelli che sono cereali alternativi, il farro, l'orzo, la quinoa, il grano saraceno e diciamo che buon modo sarebbe riuscire a fare un pasto completo in qualsiasi momento della giornata, quindi una colazione che sia completa di carboidrati, di proteine e di grassi buoni come la frutta secca, uno spuntino sempre con magari della frutta o magari sempre della frutta secca, un pranzo anche lì completo di carboidrati, di una mini proteina e di fibra, quindi sicuramente non deve mancare la verdura, non deve mancare il primo piatto abbinato però a una mini proteina, quindi per esempio un risotto di pesce piuttosto che una minestra, per esempio, o magari una pasta ai fagioli, ecco. E poi sicuramente una cena, anch'essa completa, dove però prediligere più che altro un secondo, quindi proteine nobili come possono essere le proteine derivanti dal pesce, dalla carne, per lo più bianca, dalle uova, che sono assolutamente un buonissimo alimento. Completate chiaramente dalla parte di fibra, quindi dalle verdure, e accompagnate magari o da del pane o surrogati. E senta, però accanto chiaramente alla dieta bilanciata è indispensabile fare l'esercizio, anche fare esercizio fisico, altrimenti se Sì, uno si trattiene sul cibo e fa il sedentario, i risultati cioè, li vede molto poco. certo, ovviamente non ha modo di bruciare quelle calorie, Mm, diciamo, che noi assumiamo dalla dieta. mm, Pertanto direi
almeno per incominciare, almeno mezz'ora di camminata al giorno, una camminata sostenuta e continua, quindi non vale, diciamo, la scusa di dire ok, ma oggi ho fatto 5 volte le scale piuttosto che sono andata a portare le immondizie. Devo decidere di uscire di casa e fare almeno mezz'ora di camminata sostenuta. Ovvio, se a questo si riuscisse ad abbinare anche una attività fisica un po' più strutturata, come può essere la palestra, il nuoto, la corsa, poi a seconda delle esigenze, ecco, personali, sarebbe ottimale. E poi parliamo, cioè praticamente diluita la dieta tutta la settimana, cioè durante la settimana l'importante è variare ogni giorno, anche questo può aiutare, Esatto. no? Mm. Esatto, infatti quando anche io mi trovo con il paziente di fronte, quello che diciamo consiglio è proprio di seguire un piano alimentare sviluppato su una settimana in modo tale che nel momento in cui io lo vado a leggere mi rendo conto che c'è una certa variabilità sia nelle tipologie di carboidrati che nelle tipologie di proteine, in modo tale da poterla rendere il più varia possibile. Questo sicuramente è un motivo, diciamo, per avere uno stile di vita, di alimentazione corretto a lungo andare. Quindi cioccolato, non mangiarlo alla sera, non mangiare alla sera carboidrati, anche se il Esatto. cioccolato è proprio, Il no? cioccolato fa È assolutamente bene, amaro. ovviamente si intende il cioccolato fondente, Eh. però sarebbe diciamo, da prediligere durante la giornata, quindi può essere o a completamento della colazione al mattino oppure magari come proprio break, quindi come merenda di metà mattina o come merenda anche di metà pomeriggio. Però direi che diciamo l'assunzione di carboidrati semplici dopo le 4-5 del pomeriggio, direi almeno adesso che siamo reduci dalle vacanze di Natale di cercare di limitarla. Bene, ringraziamo Francesca Filippi, che ricordiamo essere biologa nutrizionista. Grazie per essere stata con noi. Ringrazio i nostri amici telespettatori per averci seguito. Noi con la rubrica Family Salute e Benessere ci vediamo la prossima settimana, martedì, sempre alle 13:15. Arrivederci.